cara gente del web, io per il 2021 non faccio gli auguri, quest'anno non li ho fatti a nessuno, l'anno scorso li ho fatti a tutti quanti e adesso non dico che sia stata colpa mia di tutto quello che è successo, però non vorrei che ci fosse quella piccolissima probabilità che sia io il portasfiga e bene, poi succede di nuovo un altro pandemonio. Allora faccio un appello, nessuno faccia gli auguri, così abbassiamo la probabilità che ci sia un super diffusore di sfiga per un altro anno. Anche perché poi gli auguri, diciamoci la verità, non funzionano. Fateci caso, sono sempre molto generici. Tanti auguri, buon anno. Augura delle cose precise, così capiamo se poi sia vero oppure no. Ti auguro che un altro anno uno ti regali una macchina. Non lo fa nessuno, perché gli auguri poi non funzionano. Ci sono delle cose che non funzionano, che dobbiamo sfattarle. La cosa di mangiare le lenticchie perché così portano soldi. Io ne ho mangiato di lenticchie, ne ho anche subito le conseguenze, però di soldi, ora o prima di morire eredito una fortuna incredibile, allora in quel caso chiedo scusa alle lenticchie, oppure questa qui è una cosa che non è vera. Chi non tromba a Capodanno non tromba tutto l'anno. Io non è che tutti sti Capodanni li ho passati a tromba, però durante l'anno qualche volta mi è capitato, ho fatto anche 2 figli, quindi anche delle piccole prove. Sono tutte cose che dobbiamo un po' sfattare. Io vi faccio quindi un saluto per il 2021 con un famoso detto abruzzese di questi pastori dell'Appennino soliti a passare il Capodanno un po' come capita adesso, in solitudine. E questo detto dice: non importa che tu mangi l'arrosto o la trippa, se non trombi a Capodanno va bene anche una pippa. Saluti!